Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Questa bella giornata, questa bella iniziativa per sensibilizzare ulteriormente le problematiche, come si dice, quotidiane in questa splendida location qui all'aviosuperficie di Premariaco. Allora, noi oggi, noi della Round Table, oggi abbiamo organizzato la nostra 30ª prosciuttata in questo bellissimo contesto, con questa bellissima giornata, e abbiamo avuto il piacere di collaborare e di dedicare tutta l'organizzazione di questo evento e il ricavato che verrà raccolto, di dedicare e di devolverlo all'Associazione di Progetto Autismo, che assiste i ragazzi e le famiglie che hanno problematiche, insomma, dello spettro autistico. Quindi voglio ringraziare veramente la Presidente dell'associazione per aver accettato questa collaborazione, e ti lascerei la parola. Beh, intanto io ringrazio il dottor Quaglia per questa opportunità importante che ci dà oggi di implementare le attività dei laboratori della Fondazione Progetto Autismo, che attualmente assiste 92 persone sulla sede di Feletto Umberto, e quindi con la raccolta fondi odierna andremo ad implementare ulteriormente le attività laboratoriali dell'Atelier d'Arte No Way e riusciremo a realizzare la seconda parte del grandissimo murale, il più grande del Friuli Venezia Giulia, 320 metri quadri, che illumina la parete sud della nostra fondazione. Includere non è solo dare un'assistenza, ma è tirare fuori i talenti dalle persone più fragili. Grazie. E questi eventi servono proprio a questo, no? Esattamente, noi come Round Table siamo diffusi a livello nazionale e internazionale, e qua in Friuli le realtà sono nate all'inizio a Trieste e dal 1979 qui a Udine, quindi da oltre 40 anni operiamo nel territorio friulano e udinese, e abbiamo diciamo come esperienza tantissime collaborazioni con il banco alimentare, con la colletta farmaceutica, la colletta alimentare, il banco farmaceutico, e quindi lavoriamo continuamente, insomma, su questi valori che speriamo di diffondere anche ai ragazzi e alle persone che ci seguono. Complimenti e buon lavoro. Grazie mille a lei. Grazie. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.